C'è voluto un intero palazzetto dello sport per contenere l'affetto e la partecipazione dei padrini dell'Associazione Veneti Amici del Terzo Mondo che si sono incontrati a Galliera Veneta per una grande festa nel ricordo di Don Luigi Cecchin, partito proprio 40 anni fa da Galliera per iniziare la sua opera di missionario in Brasile. In circa 800 si sono ritrovati per ricordare la figura di questo piccolo ma eroico servo del Signore scomparso l'anno scorso e che con il suo amore per i poveri ha salvato dalla strada migliaia di giovani brasiliani nello stato del Pernambuco. Il dolore per la perdita di Don Luigi, archiviata l'emozione dei primi mesi, sta lasciando spazio ad una verità sorprendente. La sua vita e la sua missione hanno avuto un tale impatto oltreoceano che la locale diocesi sta già cominciando a raccogliere testimonianze per avviarne la canonizzazione. Sono state raccolte 95 deposizioni e testimonianze di persone da due vescovi, da amministratori, ma pochi in verità, gente che ha collaborato con Don Luigi e la maggioranza persone che a un titolo o l'altro hanno incontrato nella propria vita per poco tempo, più tempo, questa figura qua. C'è un dialogo con la diocesi anche di Treviso, perché evidentemente è il sacerdote di Treviso, e il vescovo ci ha scritto che le cose procedono perché al più presto ci sia questo, dopo i tempi canonici dei 5 anni dalla morte, si possa iniziare per Don Luigi la causa di beatificazione. Siamo tutti noi fratelli contenti di questa novità che è arrivata, che non si pensava mai di questo. Noi abbiamo visto in Brasile, sentito che Don Luigi ancora anni che fu, gli diceva ai brasiliani della parrocchia di Limoeiro: Padre Luis è un santo, Padre Luis è un santo. Noi di questo non si pensava mai che arrivare di questo punto che Don Luigi sia per la strada di beatificazione. Grazie a Dio continueremo a pregare e aiutare che tutto il centro e tutto Limoeiro continua a camminare per il bene dei nostri figliocci. E a noi viene un sentimento proprio straordinario di dire: ma abbiamo proprio avuto così l'occasione, l'abbiamo vissuto insieme, lo abbiamo vissuto, e forse c'è anche quasi un rammarico di non averlo anche valorizzato prima. Sì, questo ci fa anche proprio restare anche amareggiati e sullo stesso momento anche spronati proprio a capire e approfondire sempre di più la sua figura. Per la prima volta quest'anno Don Luigi non c'era nella sua Galliera, dove tornava ogni anno per rendere conto personalmente della sua opera, ma in centinaia hanno risposto all'invito per testimoniare e rafforzare un impegno che continua attraverso i poveri servi della Divina Provvidenza che hanno raccolto la difficile e immensa eredità spirituale di Don Luigi laggiù in Brasile. Un'eredità che secondo noi è nata con uno spirito di fiducia e abbandono alla Divina Provvidenza, come è nata l'opera nostra di San Giovanni Calabria. Il 28 febbraio di quest'anno sono entrati ufficialmente, con una grande presenza anche emotiva, non soltanto della gente del posto ma anche di noi dall'Italia, e la presenza del vescovo e di tante personalità. Sono stati accolti come i nuovi Don Luigi, hanno avuto la garanzia sia la comunità locale di Limoeiro, sia soprattutto tutte le famiglie, 800 famiglie che sono seguite da questo centro di formazione e in particolare proprio gli operatori del centro, che l'opera provvidenzialmente continua su mani buone, buonissime, le mani di questi religiosi qua. Io sono rimasto molto edificato di tutto ciò che ha fatto Don Luigi con tanti collaboratori, e oggi l'opera Don Calabria è disponibile a portare avanti sempre con lo stesso spirito e con molta gioia questa missione. Era
sarà stato proprio Don Luigi, negli ultimi anni della sua vita, a preoccuparsi di creare e formare persone capaci di continuare la sua missione, che ha al fulcro nel centro di formazione dei minori di Limoeiro, da più di 40 anni unica alternativa didattica del territorio, e che attualmente ospita 800 tra bambini e ragazzi in difficoltà, donando loro un'educazione, un lavoro, una famiglia e una prospettiva di vita. Un impegno quotidiano che ha impegnato l'intera vita di Don Luigi, che vedeva proprio nei poveri il volto di Dio. La volontà di portare fino in fondo il processo di beatificazione di Padre Luigi non aggiunge certo nulla all'amore e alla devozione che anche da morto continua a suscitare migliaia e migliaia di brasiliane a cui ha dato un futuro e che quotidianamente fanno visita alla sua tomba a Limoeiro. Potrebbe essere però il giusto riconoscimento ad un uomo che ha scelto di essere povero tra i poveri, basando la sua vita sull'essenziale, condividendo con gli ultimi il suo amore per Dio.